L'organizzazione, la struttura del comparto della sicurezza nel nostro Paese si trova sempre più in difficoltà a dare le risposte nell'immediatezza delle richieste da parte dei cittadini, proprio perché storicamente è strutturato in un'allocazione, in un sistema che prevede una più complicata, una più elaborata serie di risposte a quelle che storicamente sono sempre i quesiti che i cittadini, le richieste che appunto i cittadini fanno alla pubblica amministrazione, in questo caso quello degli apparati della sicurezza. E questo dipende proprio perché il nostro sistema è basato sul concetto di civil law, a differenza di quello che avviene in altri paesi. Il caso che sto esaminando ultimamente è quello inglese, dove il sistema è di tipo common law e non esistono molteplici forze di polizia, ma un'unica forza di polizia, proprio perché il rapporto è di tipo bottom up, cioè dal basso verso l'alto, e non di tipo top down, dall'alto verso il basso, come avviene nel nostro paese. È proprio un concetto, possiamo dire, che sta nel DNA della stessa nazione, differente nei due casi, quello diciamo così italiano, ma anche francese e per certi versi spagnolo, rispetto a quello del mondo anglosassone. Una presenza, anzi quasi una difficile distinzione fra il concetto di Stato e di nazione nel sistema di civil law, dove lo Stato è quasi visto come un'entità superiore a quella del cittadino, invece una preminenza da parte della società civile rispetto allo Stato nel sistema common law. Queste a mio avviso sono le due principali differenze fra i due sistemi. I pregi e i difetti ci sono in entrambe le realtà. Direi che il maggior difetto nel sistema nazionale è il costo di mantenimento di questi apparati in relazione alle risposte, quindi l'aspetto economico in relazione alle risposte e alle richieste che i cittadini